Eccoci qua, noi leggiamo tutti i messaggi che arrivano, tranquilli, sono tantissimi e vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Adesso vediamo se riusciamo a riprendere un messaggio che era un po' più specifico dalla signora di Ferrara che ci ha scritto appena lo rimettiamo in onda. Parlava dell'opzione donna e di un 30% che viene tolto. Di che Sì, cosa si beh, tratta? l'opzione donna è quella possibilità data alle lavoratrici. Ecco qua, opzione donna, complimenti, Vediamo. mi aiuti e mi togli il 30%, Sì? ma non consideriamo le donne che non hanno marito o comunque quelle che nella famiglia sono l'unica fonte di reddito. Vergogna, Michela da Ferrara. Sì, Cosa sì, vuol ma dire? ha perfettamente ragione la signora. Adesso infatti nello stacco pubblicitario lo dicevamo anche con Rita Turati, è una vera vergogna che tolgano il quasi, cioè dipende, ma si parla del 25-30% dell'ammontare della pensione, mandandoti in pensione un po' prima, cioè con 57 anni di età Ma il e 30% 35 è anni tanto. di contributi, e poi hai una decurtazione di un 30% che ce l'hai per tutta la vita. Sì. È veramente. Però nonostante questo c'è un movimento che chiede che l'opzione donna comunque venga prorogata, perché adesso scade con il 31 dicembre del 2015. Ma magari chi ha la pensione C'è molto anche, alta. magari, esatto, potrebbe essere, ci sono categorie di lavoratori che hanno avuto però uno stipendio molto elevato e quindi con contributi molto elevati, che hanno interesse ugualmente ad andare in pensione, oppure che hanno, per la loro, insomma, la situazione economico-familiare, hanno il diritto. La signora nel messaggio prima faceva riferimento a una donna sola che non si può certamente permettere una decurtazione del genere, ma non solo, insomma, poi i casi sono tanti. Gli anni lavorati retribuiti con la ritenuta d'acconto vengono conteggiati ai fini della pensione? Ecco, per queste informazioni bisogna rivolgersi al nostro patronato INCA, perché che può dare una risposta proprio facendo una seria Valutazione. ispezione. 57 anni di età, 20 anni di contributi, sono una casalinga, Sì. qualche speranza? No. Ha la speranza di andare in pensione quando avrà l'età di vecchiaia, Cioè e quindi la di- signora attualmente sono 66 anni e 7 mesi, però bisogna tener conto che dal 2016 si aggiungeranno altri 3 mesi per la speranza di vita e poi fra qualche anno ancora degli altri mesi, quindi sì, la signora quando avrà sui 68 anni circa. Veramente siamo al paradosso. Ecco, naturalmente signora, per sapere esattamente deve recarsi nel patronato INCA, perché lì poi fanno proprio il controllo con le tabelle esatte, che adesso io non ho portato dietro. No, ma infatti però insomma purtroppo l'indicazione è quella. Ridò la parola in quei minuti che abbiamo a disposizione per quel che dovevamo dire più di tecnico, no? Relativamente sempre al discorso. Sì, era quello, insomma, che noi cerchiamo di fare emergere quelli che chiamiamo i diritti inespressi per le persone, che i nostri pensionati e le pensionate, coloro che sono più deboli, diciamo, perché hanno la pensione più bassa. Nei tavoli invece che abbiamo ottenuto finalmente, ma con lotta davvero serrata, abbiamo ottenuto 2 tavoli a livello nazionale con il Ministero del Lavoro, che dovrebbero proprio, come diceva Rita prima, tenersi proprio questa settimana. Abbiamo una richiesta, la prima richiesta è la rivalutazione delle pensioni. Non è più possibile andare avanti con questo metodo di rivalutazione delle pensioni, perché purtroppo non vengono mai toccate quelle alte, tra l'altro, no? Sì, beh, quelle, esatto, sono state magari bloccate, eccetera, quelle alte no, non se ne parla, ma questo qua è un capitolo. Noi pensiamo che si debba ottenere una rivalutazione che dia la possibilità alle persone di non perdere valore anno dopo anno. Quest'anno le previsioni sono di uno 0,2%, pensate, solo di rivalutazione a gennaio, al quale si dovrà aggiungere uno 0,1% dell'anno scorso da restituire. Purtroppo siamo in previsione di un aumento che sarà quasi pari a 0 per l'anno prossimo. Non è possibile andare avanti così, proprio perché se noi poi andiamo a vedere i prezzi, no, che le persone pagano anche per i generi di prima necessità, noi vediamo che sono in aumento comunque, in aumento costante. E in questo tavolo qua poi chiediamo anche dal punto di vista fiscale
che la cosiddetta no tax area, cioè l'area del proprio reddito che non è tassata, quella dei pensionati è più bassa rispetto a quella dei lavoratori. Noi chiediamo che venga portata al pari di quelli dei lavoratori. E chiediamo una terza cosa: la 14ª mensilità, quando è nata nel 2007, è stata data alle pensioni solo fino a 750 euro mensili lordi. Che vuol dire netti quanto? Netto? C'è un po' meno, insomma, sui 680, 700, sì. Poi dipende. A queste pensioni qua, no, l'idea era quella poi nel tavolo che c'era stato promesso all'epoca, che poi ben conosciamo, no, le vicende di quegli anni, poi il governo è caduto, non se n'è fatto più niente. Il tavolo prevedeva che si dovesse dare la 14ª anche a pensioni più elevate. Invece... Adesso in questo tavolo oggetto di discussione è anche questo. Intanto perché la 14ª è sempre ferma al 2007, i soldi che si danno sono sempre quelli e sono passati 8 anni, non sono stati rivalutati, quindi sono sempre quelli. Nel 2007 è stata data a 3 milioni di persone. Quest'anno è data a poco più di 2 milioni di persone, perché poi negli anni, no, si perdono le persone che ne hanno diritto, e quindi noi speriamo di ottenere la 14ª anche per una fascia leggermente superiore, un po' alla volta, insomma, di cercare di risarcire i pensionati. Questo è un risarcimento a quello che i pensionati stanno perdendo, hanno perso in questi anni. Rita Turati, mancano veramente un minuto, anzi alla chiusura, però la questione Fornero la riprende. No, dunque guarda, io prima si faceva riferimento allo stretto di Messina, no? Come si buttano via i soldi in questo paese. Io potrei limitarmi a dire quello che sta decidendo adesso di buttare 4 miliardi e mezzo su Tasi e IMU. Guardate, io so bene che ognuno di noi fa i conti in casa propria. Questa roba è l'ennesima diseguaglianza pazzesca che si crea in Italia, perché quello che avranno di risarcimento, di non tasse pagate ai cittadini è veramente una miseria. Persone come me hanno veramente poco, insomma, se arrivo a 100 euro è tanto, capito? Per il tipo di case che ognuno di noi ha, mentre gli sconti veri ce li hanno i super ricchi. Ora, questo per dire che cosa? Per dire che cosa? Che se non avesse fatto questa operazione qui, che è un'operazione preelettorale, ancora una volta, Renzi, questo è drammatico, noi avremmo avuto i soldi per mettere mano al sistema previdenziale e mettere mano a quelle storture, a quelle rigidità di cui si faceva riferimento anche adesso. Da un lato, appunto, dare soldi a chi ha tolto in tutti questi anni, perché noi abbiamo perso potere d'acquisto, oltre al fatto che siamo sempre stati usati come bancomat, no? Per coprire i buchi del bilancio. Avremmo potuto dare non tanto flessibilità, guardate, io su questa cosa noi la usiamo per farci capire, ma io vorrei dare certezza alle persone sul proprio progetto di vita. Ecco, un altro non messaggio diceva, a seguire le cose che arrivano. Diceva, purtroppo il Presidente del Consiglio non vi ascolta, ha detto, non ascolta. Non ci ascolta, e proveremo ad arrabbiarci un po' di più. Io spero che davvero, se questo tavolo di cui si faceva riferimento entro questa settimana non dà risultati e questa legge di stabilità non dice delle cose su questo, io mi auguro che un po' di coerenza, no? Vedremo di reagire. Adesso c'è un minimo di mobilitazione da parte delle 3 confederazioni sul tema appunto delle flessibilità in uscita. Io stavo dicendo che va bene chiamarla così per farci capire, ma in realtà io vorrei certezza per le persone, per i propri progetti di vita, perché non sapere quando tu hai diritto alla vecchiaia, un tempo c'era, adesso non c'è più, perché ogni 3-4 mesi, no, ogni 2 anni aumenta, no, l'aspettativa di vita, teoricamente tu invecchi e non hai un'età di riferimento e non hai neanche dal punto di vista economico un valore su cui della tua pensione su cui puoi contare per campare oggettivamente. Soprattutto certe riforme sono talmente radicali che anche, per carità, il discorso della riforma Fornero, bene o male che possa aver fatto, quasi per lo più male, ti sfasa completamente le progettualità di una persona che ha lavorato fino a un certo punto con certi presupposti, perché gli stravolge completamente. Ma poi hanno raccontato balle, capito? Perché avessero inizi a lavorare con un contratto, poi ti viene cambiato in corso di vita. Ma loro come l'hanno venduta? L'hanno venduta dicendo diamo ai giovani. In realtà tu hai fatto solo del male ai giovani, perché in realtà appunto continuano ad avere i contributi
contributi bassissimi, insomma saranno i poveracci del domani, capito? E non riescono a trovare lavoro perché ci siamo noi che non andiamo mai in pensione, esatto, capito? Io ho 3 anni e mezzo in più da lavorare, sarei andata volentieri fra un anno. Un altro messaggio diceva andremo in pensione a 90 anni, però Renzi stava in pensione, come per dire chi però ci governa o a certe posizioni non si pone neanche questo problema. Che non mollano mai. Altri paesi dove la parola del cittadino conta scioperano finché non si apre un tavolo di trattativa e si risolvono i problemi, altrimenti chi governa sa di andare a casa. E quindi sottolineo che bisogna fare azioni forti. Allora a questo punto noi dobbiamo veramente farvi andare invece a casa tranquilli, perché siamo arrivati al tempo, superato il tempo massimo a disposizione. Ringraziamo i telespettatori per aver partecipato in modo così attivo. Vi riavremo presto per dare aggiornamenti anche tecnici fondamentali. Rita Turati ci supporterà ancora per far capire che azioni state intraprendendo, perché questa qua è stata molto utile, abbiamo visto che almeno a livello regionale qualcosa si è ottenuto. Adesso gli step da fare, come sollecitano tutti, in modo unitario e forte, sono anche a livello governativo, e aggiorneremo i nostri telespettatori. E noi faremo di tutto perché questo avvenga. Perfetto, grazie alle nostre ospiti, grazie a voi di averci seguito, appuntamento a domani, grazie.